Numero 22 dell'immortale Thor, avevamo lasciato il nostro dio del tuono ai cancelli di Utgard, bloccato da quello che era proprio Scourge, una sua vecchia conoscenza e anche nostra, e dietro il cancello si intravedeva niente po' di meno che Thanos. Ma era veramente Thanos? In questo numero c'è un lungo dialogo, scontro tra appunto Thor e Scourge, per poi capire che Thanos non è realmente lui, ma è un'entità che sta cercando di mettere in guardia Thor. E quindi questa run si sta facendo sempre più curiosa, anche qui mancano pochi numeri alla fine. Io sono veramente curioso di andare a tirare le somme che Ewing ha in serbo per noi. Questo e altri fumetti insieme a manga, figure, gadget a tema nerd li trovate su mycomics.it e col codice Shinigami-Dice Gift otterrete su una spesa di almeno 35 euro un regalo a tema con il vostro ordine. 私は Shinigami Taiko. Cosa vuole dire questo Shinigami? Non sono un giapponese io, cosa vuoi cos'è?